Ecco il presepe artistico di Sant'Eulalia di Borso del Grappa, allestito nel centro parrocchiale del paese accanto alla canonica. Quello che vedete è ambientato in Val Pusteria e gli edifici che potete osservare sono tutti realmente esistenti. Gli edifici che si possono ammirare in questo presepe sono stati realizzati proprio da lei. Sì, diciamo che durante il lockdown nel 2020, nel febbraio, io ho fatto il liceo artistico prima di entrare in seminario. Siccome non sapevo che cosa fare perché eravamo tutti chiusi dentro, mi sono messo con polistirolo, cassette della frutta, della verdura, tutto quello che ho recuperato a costruire queste casette. Il presepe artistico di Sant'Eulalia si può visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 9 alle 18 e poi sino al 31 gennaio, sabato e domenica dalle 15 alle 18. E anche da Don Manuel arrivano gli auguri per questo Santo Natale. Io auguro davvero a tutti gli ascoltatori, i telespettatori anche di Rete Veneta, un sereno e felice Santo Natale di Gesù, vorrei sottolineare, perché noi celebriamo Gesù Cristo che nasce e questa è la nostra gioia più grande, portare nel mondo questa luce e che spero davvero che questa luce di Cristo illumini anche tutti i vostri cuori.